Ciao, sono Gregorio Onnis, ho 18 anni e lavoro come cuoco. Ho appena concluso gli studi alberghieri, adesso mi trovo nell'Accademia Casa Puddu di Roberto Pezza a Baradili. Per arrivare qua all'Accademia sono entrato in contatto con delle persone che mi hanno parlato di un progetto, il progetto Taste to Taste, un progetto volto a valorizzare 6 giovani chef scelti in tutta la regione Sardegna. C'è stata una prima settimana di formazione qui in Accademia, poi una settimana di scambio con 6 ragazzi americani scelti con le stesse modalità a New York e poi c'è stata l'inversione, qualche mese dopo sono arrivati loro qua e abbiamo fatto più o meno le stesse attività, condivisione diciamo del lavoro. Abbiamo partecipato a eventi, abbiamo gestito la cucina in più situazioni. Siamo stati seguiti da 3 funzionarie dell'ASPAL durante tutte le fasi del progetto e abbiamo sviluppato, direi, quasi un rapporto d'amicizia con loro alla fine, perché c'era innanzitutto necessità di stare sempre a stretto contatto per non perdersi. L'Accademia si trova a Baradili, il comune più piccolo della Sardegna, con 83 abitanti. In questa Accademia vengono formati dalle 10 alle 15 persone alla volta. Il corso prevede 500 ore di formazione in totale, 150 di stage e le restanti di formazione teorica e pratica. Ci sono più docenti, ce n'è uno principale che è quello che ci segue tutti i giorni e poi ce ne sono altri che vengono, tra virgolette, invitati a insegnare diciamo cose un po' più specifiche. Per esempio c'è qualcuno che è esperto di allergie, farà una lezione teorica sulle allergie, sulle intolleranze, su eventuali soluzioni o sostituzioni negli alimenti. Ci sarà qualcun altro che è un pasticcere e così via. Secondo me è importantissimo che ci sia una buona coesione con gli altri partecipanti, perché no? Sviluppare un buon spirito di gruppo secondo me è fondamentale. Questa scelta che ho fatto di intraprendere questo tipo di lavoro e di carriera ha influito sia a livello familiare che a livello di amicizie, in generale con tutte le persone che conosco. Per esempio a casa cucino sempre solo io ormai, invece tra amici ogni volta che si organizza una festa chiedono a me o consiglio anche se sono disponibile per cucinare con loro. Qualche consiglio per chi vuole intraprendere questa carriera. Innanzitutto bisogna mettere da parte, diciamo, tutto ciò che si pensa di sapere ed essere più umili possibili nei confronti di chi ne sa più di noi. Bisogna scordarsi che si lavori 8 ore al giorno, si arriva a lavorarne, non dico 20, ma 18, 16. Bisogna scordarsi le festività. I clienti maggiori arrivano quando ci sono le feste. Il nostro lavoro è quello, servire persone che intanto si stanno divertendo. Avere tanta voglia di imparare, fantasia e creatività. Credo che sia sempre importante scegliere un mestiere che ci piace, perché nel corso della vita ce lo porteremo sempre accanto a noi. Ciao e buon lavoro!